Carlo, suddetta integrale 16 valvole, contro il numero 2 Vicario Luca con la detta integrale gruppo N, per cui c'è anche una grossissima differenza di potenza tra queste due vetture. Partito Galli, è partito sullo sterrato, attenzione, e lì, peccato per Galli, è un vero peccato, ma sta portando anche il passaggio, di conseguenza questo crea logicamente scatenato più che mai Vicario Luca, che è messo a confronto con la sua delta integrale gruppo N, però confronto alla delta integrale 16 valvole. Il cambio è un vero peccato, o cambio o differenziale, per cui non c'è storia. Siamo intanto... Potete controllare anche voi le postazioni, in effetti siamo a 1.19. Scatenato Cerato Mauro, naturalmente su una delta integrale, per cui 4 ruote motrici, contrariamente a Giannini e Alessandro, per cui in precedenza vi abbiamo dato i migliori tempi. Ecco, Paola De Martini si ripropone sul tratto asfaltato, attenzione, è veramente incredibile, ed è logico. Anche il numero 4 Galli Carlo, la sua delta integrale gruppo. Paola De Martini sta coordinando imperterrita, veramente sta andando molto forte. Bellissimo, attenzione, purtroppo c'è un po' di polvere per voi. Succede di conseguenza abbiamo il numero 1, attenzione, vediamo la differenza. Attenzione, Paola De Martini, credo che sia in vantaggio. Che ha iniziato, come si dice in gergo, a rattare, se bevi più e poi alla fine se te ne mangi. La tua esperienza pordenonese, come in ogni caso, anche se andata a finire così, come la reputi, come pensi sia andata una manifestazione di questo genere? Ma sicuramente per il per cui il leggero vantaggio, credo di un secondo o poco meno, da parte di Pianescola Gilberto, che sta guidando veramente molto. 5 per cui una differenza di 2 secondi uguali. È pericoloso che salli, io ti parlo l'altra volta. Non ci sono problemi. Si metterà subito. Allora, io sono male. Chiaramente essendo legato con cinture di sicurezza è logico che l'operazione di recupero deve essere fatta in maniera molto tranquilla. Grazie, Per Mauro Cerato, ma guarda che è veramente grosso, credo che se lo meriti. Purtroppo anche una palla di paglia o pneumatico può essere